E allora, prima serie tutta da seguire questa dei 100 d'orso maschili con Thomas Ceccon, naturalmente chiaro favorito. Ceccon specialista sì dei misti, è primatista italiano ragazzi, ha vinto medaglie in occasione degli Eyof, ma soprattutto nei 100 d'orso, anche in questo caso è stato finalista agli europei giovanili ed è stato il frazionista di staffetta mista che ha vinto il titolo europeo con primato del mondo giovanile. Ceccon 25,74 su Lombini, 26,99 Matteazzi terzo, 27,00. E dunque Thomas Ceccon, dopo la super prestazione questa mattina nei 100 misti, ne cerca un'altra nella gara dei 100 d'orso, tocca in 52,37, disintegrato il record della manifestazione, 52,37 per lui, 55,81 Matteazzi, Lombini terzo, Fabio 55,83.